Marco Pullo, consigliere comunale ad Agrigento. Oggi si dovrà pagare l'IMU obbligatoriamente. Nei cittadini c'era la speranza di un rinvio dovuto magari a questo momento negativo del Covid, ma alla fine il Consiglio Comunale sovrano ha deciso che oggi bisogna pagare solo qualche piccola eccezione. Quale? Sostanzialmente ennesima beffa, o per meglio dire l'ennesima occasione persa per un consiglio comunale che aveva l'occasione, tramite un emendamento a mia firma, di dare una risposta a tutta quella fetta di città che si trova in difficoltà economica, anche e soprattutto da tutti gli eventi che sono stati causati dalla pandemia, che non è ancora alle spalle, anzi siamo proprio in piena emergenza e crisi economica, e il consiglio comunale, non tutto il consiglio comunale, la maggioranza di Firetto ha seguito, diciamo così, l'indicazione del sindaco, cioè non dare l'opportunità, perché il mio emendamento prevedeva questo, ai cittadini privati, possessori di seconde abitazioni, di avere un piccolo slittamento della rata di pagamento, cioè al 16 di agosto. Invece questo consiglio comunale, nella maggioranza degli uomini di Firetto, ha detto no, ha tacciato l'emendamento come impossibile da votare, mentre si dava realmente l'opportunità ai tanti cittadini che aspettavano questo provvedimento di poter rinviare il pagamento, avendo l'opportunità di investire anche nel tessuto economico della città questa importante, diciamo, risorsa economica. Che cosa succede? Il Consiglio Comunale approva lo slittamento dell'IMU solo ed esclusivamente per quelle attività commerciali, e noi abbiamo votato, noi siamo d'accordo in questo, attività commerciali che però dovranno dimostrare presso gli uffici comunali la loro impossibilità di aver avuto economia e quindi reddito. Tutto questo mi lascia una profonda amarezza. C'era un'opportunità. Non è possibile trasformare il Consiglio Comunale in un talk show perché qualcuno distoglie l'attenzione attraverso delle note stampa o attraverso dei messaggi che sono assolutamente sbagliati. La verità sta in un fatto. Il Consiglio Comunale ieri aveva l'opportunità di dare un po' di respiro ai cittadini e ha negato questa opportunità. Ovviamente non l'ha negata nel suo complesso, perché nuovi consiglieri di opposizione insieme ad altri colleghi come la Carlisi, la Galvano, il consigliere Picone, il consigliere Vaccarello, noi abbiamo detto sì a questa importante possibilità. Invece i colleghi di opposizione del gruppo Firetto hanno tacciato come un emendamento impossibile da votare, e non abbiamo dato l'opportunità alla città di rinviare questo pagamento che era solamente un aiuto, un sostegno, un segnale forte. Quindi che cosa fa il sindaco? Da un lato, un mese e mezzo fa dava i pacchi buoni spesa alle famiglie bisognose, e invece a un mese e mezzo di distanza si dimentica che ancora c'è questa sofferenza in città, e allora con una mano diamo e con l'altra togliamo. Non è giusto, non è corretto.